Amici del futsal, un ben ritrovato dal Palaflora per questo match valido per la seconda giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Elite. Qui con voi al microfono Stefano Crocicchi, a cui spetta l'onore e l'onere di raccontare l'incontro, a cui daranno vita fra poco le formazioni di Pordenone e Mestre Fenice. Formazioni di cui andiamo ora a leggere i nominativi. Per il Pordenone, Marco Vascello con il numero 1, Edoardo Della Bianca con il numero 5, Roc Gergelli con il numero 6, Jean Coren con il numero 9, Thomas Minatelli con il numero 10, Tilen Stendler con il numero 11, Marco Corona con il numero 13, David Calderone con il numero 14, Filippo Morson con il numero 17, Enrico Zanolin con il numero 19, Matteo Catto con il numero 21, Michele Langella con il numero 22. In panchina non lo squalificato Marco Orvatin, ma il suo secondo Giovanni Doria. Per quanto riguarda invece la formazione ospite del Mestre Fenice, abbiamo con il numero 1 Sebastiano Edoardo, con il numero 3 Filippo Pettenò, con il numero 4 Granci Moscoso, con il numero 6 Nicolò Vailati Canta, con il numero 7 Federico Enea Franzoi, con il numero 8 Cristian Ruzzene, con il numero 10 Luca Mazzon, con il numero 11 Riccardo Crescenzo, con il numero 12 Tommaso Zanotto, con il numero 21 Tiago William Martins, Bebetigno per tutti, con il numero 28 Federico Genovesi, con il numero 94 Lorenzo Cullani. Allenatore mister Gabriele Landi. Squadre che nel frattempo cominciano a entrare sul parquet del Palaflora, guidate dal trio arbitrale che è composto da Antonio Di Mundo della sezione di Molfetta, da Bartolomeo Santarpia di Castellammare di Stabia e dal cronometrista Davide Copat di Pordenone. Saluti di rito fra i due capitani Marco Vascello e Luca Mazzon, due colonne delle rispettive formazioni che occupano posti diversi in classifica. Il Pordenone al momento è sesto con 22 punti insieme ad Atlante Grosseto e Olimpia Regium, mentre la Mestre Fenice è penultimo con 12 punti dopo un avvio tutt'altro che consono alle aspettative stagionali alla rosa, che sicuramente è attrezzata con le disposizioni di mister Landi. Match che all'andata si era concluso con un pirotecnico 5-8 che era coinciso con i primi 3 punti del Pordenone, mentre per il Mestre Fenice aveva aperto una piccola crisi. Mestre che ha cambiato anche allenatore con il subentro in corsa di Gabriele Landi e che oggi sicuramente vorrà vendicare il rovescio dell'andata. Mestre che è partito nel migliore dei modi in questo 2026 battendo 5-1 il Sainz Milano, mentre il Pordenone si è incagliato come l'andata sul Real Fabbrica di Roma pareggiando per 4-4. In campo per quanto riguarda i quintetti che ci sono stati comunicati, avremo il Pordenone con Vascello fra i pali, Gergele come centrale, laterali Langella e Minatel, pivot e Tilen Stendler. Quanto alle Mestre, continua Gabriele Landi a scegliere il giovane 2007 Zanotto fra i pali per la terza partita consecutiva. Davanti a lui Vailati come centrale, laterali Mazzon e Bebetigno, pivot Ruzzene. Ultime consultazioni fra arbitro e cronometrista, mentre i giocatori del Mestre si danno la carica. Pordenone invece già pronto, già schierato con il proprio diamante. Partiti del Pordenone, il primo pallone con Coren sulla sinistra, prova a centrarsi, prova a trovare Stendler, risponde presente Zanotto alla prima incursione del Pordenone dopo appena 9 secondi. Leggera incomprensione a questo punto fra gli arbitri. Si riparte con rimessa dal fondo, con Zanotti quindi che manovra verso Mazzon, quindi al centro per il numero 21 e Bebetigno, quindi ancora in avanti alla ricerca. Troppo lungo questo pallone
per Ruzzene. Si riparte quindi col Pordenone, Grgele che avanza, allarga quindi per Koren, di fronte a sé Bebetigno, si accentra Koren, trova Grgele sulla destra, quindi ancora indietro per l'Angella, ancora Koren, prova nuovamente il movimento, la finta al sinistro, ribattuto da Vailati. Potrà ancora impostare la propria manovra al Pordenone. Questa rimessa laterale vicino al corner. Grgele cambia campo per l'Angella, ancora Grgele, l'appoggio all'indietro per Koren, affrontato da Ruzzene, ancora Grgele, quindi Stendler contro Vailati, spalle alla porta, Stendler tiene il pallone, prova a girarsi, fa buona guardia Vailati, quindi l'Angella, pallone sporcato a centro area da un giocatore del Mestre Fenice, sarà quindi calcio d'angolo. Calcio d'angolo di cui si incarica il Grgele. La battuta verso il centro per Stendler, la zampata che per poco non buca la porta di Zanotto. Può ripartire il Mestre Fenice, cerca la soluzione lunga Zanotto verso Ruzzene, troppo lunga però per il giovane numero 8, classe 2005, 20 anni. Può ripartire il Pordenone, Mestre che sicuramente è una delle realtà del Triveneto che più ha puntato sul settore giovanile nel corso degli anni. Tanti dei suoi giocatori in campo e in panchina vengono proprio dopo aver fatto la trafila. Tanto ancora Pordenone con Stendler per Koren, punta Mazzon, quindi il sinistro e la ribattuta di Ruzzene davanti alla porta con il corpo. Pordenone la trazione slovena in questi primi 3 minuti con tutti i suoi 3 stranieri in campo. Vediamo Koren ora chiuso da 2 uomini in raddoppio, Ruzzene e Vailati, e sulla rimessa però Angella per Koren, indietro verso Grgele, alza il pressing ora il Mestre Fenice, Koren, Stendler, Angella prova a inserirsi e ce la lo fa, Mazzon non fortunato questo rimpallo, recupera Vascello che ha già fatto ripartire i suoi. Ora può manovrare però il Mestre ancora con Capitan Mazzon, Vailati, Bebetigno per Ruzzene, affrontato da Grgele, preferisce ritreggiare verso Vailati, poi capisce tutto qui l'Angella e capisce nuovamente però anche Vailati che prova a far ripartire il Mestre. Ruzzene la finta, poi il sinistro ribattuto da Grgele, all'indietro verso Mazzon che cerca ancora il numero 8, batti e ribatti qua, ne esce ancora una volta il possesso del Mestre Fenice. Mazzon, Ruzzene, Bebetigno e solo in mezzo a 3 uomini, retrocede verso Vailati, la finta quindi il sinistro che chiama Vascello, una grande parata quando sono trascorsi 2 minuti e 51 secondi, primo affondo del Mestre Fenice dopo 2 occasioni per il Pordenone con una parata di Zanotto e un tiro alto di poco sempre di Stendler. Nulla da fare, nulla di fatto da questo calcio d'angolo. Tanto cambio nel Pordenone, entrano Della Bianca e Calderone, arrivato dal New Team Lignano nel cosiddetto mercato di riparazione. Mestre che manovra, Ruzzene, Vailati per Mazzon, alza il pressing, Calderone gli ruba la sfera, quindi Minatel il sinistro fuori, era entrato anche lui, non ce ne eravamo avveduti un momento fa per il Pordenone. Rimessa dal fondo per il Mestre Fenice, bassa per Vailati, quindi il velo di Bebetigno per Ruzzene che ora chiude in parallela per Bebetigno che ha la porta coperta da Vascello e quindi conclude a lato. Riparte il Pordenone con Della Bianca, Koren contro Ruzzene, preferisce accentrarsi, andare verso Della Bianca che ha però il pressing del numero 11 del Crescenzo, del Mestre Fenice, che riesce a indurre
a guadagnare una rimessa laterale in questo caso qua, col pressing su Della Bianca. Mazzon, Ruzzene contro Della Bianca, cambia campo per Crescenzo che perde l'attimo, poi si fa ribattere la sfera, è sull'ultimo tocco però, rimessa laterale per il Pordenone. Lunga la palla di Minatello, però non c'è nessuno, c'è solo Mestre Fenice. Ruzzene rimedia dopo l'errore nel rilancio Minatel. E ancora però Mestrina il possesso. Zanotto lungo in avanti per Ruzzene, non tocca Della Bianca, arriva però docile dalle parti di Vascello il pallone. Quindi cost to cost il rilancio sul fronte opposto, esce di pugno Zanotto. La rimessa di Koren verso Minatel, si alza Crescenzo, quindi Calderone, ancora Minatel, non si intendono bene i due, costretto a ripartire da Vascello il Pordenone. Il lancio lungo dell'estremo verso Zanotto, troppo alto per tutti i compagni e anche per poter sorprendere il giovane collega. Ruzzene al pressing della Bianca, ne esce in qualche maniera, però regala la rimessa al Pordenone. Pordenone che può pensare a qualcosa adesso nuovamente. Koren verso De Calderone, tocco di mano vicino al corpo di Vailati, finisce in rimessa laterale il pallone. Minatel contro Crescenzo, prova a centrarsi, numero 10 per Calderone che perde l'attimo, però ancora lì il pallone, ancora il Pordenone a manovrare. Koren prova a accelerare, poi guadagna metri, è chiuso però nel pressing, quindi riesce a servire Della Bianca che impegna alla grande Zanotto, il tuffo a difendere il proprio palo. Corner di Della Bianca per Minatel, docile il pallone fra le mani di Zanotto. Vailati, Crescenzo, Ruzzene, ancora Crescenzo in avanti verso Cullani, c'è Della Bianca però a chiudere, sarà rimessa dal fondo per la formazione mestrina. Zanotto per Ruzzene, quindi avanti verso Cullani che fa sportate con Stendler, riesce a tenere il possesso il numero 94 del Mestre, poi la conclusione ribattuta da Stendler. Qualche cenno di incomprensioni intanto col secondo arbitro Bartolomeo Santarpia di Castellammare di Stabia a fare da pacere. Tra corner comunque per il Mestre Fenice, Ruzzene sul pallone, Cullani fuori misura il suo destro di prima. 14:29 ancora da giocare, 5:31 i minuti giocati, 0-0, 0 anche il conteggio dei falli. Stendler verso Minatel indietro per Stendler ancora, quindi Girgello in proiezione offensiva, è pressato, ancora Stendler, Minatel ribattuto da Cullani, Girgello in avanti verso Calderone, c'è Vailati però in copertura, quindi Ruzzene che avanza, due uomini davanti a lui, riesce a saltare Minatel, lo chiude in fallo laterale Girgello. Intanto segnalato, presumiamo, un fallo cumulativo in favore del Mestre Fenice, il primo che vediamo in questa stagione di falli cumulativi, quantomeno dagli spalti del Palaflora. Girgello, Zanolin, Minatel verso Stendler che spalle la porta, ha 4 avversari intorno, non riesce ad uscirne, recupera così palla al Mestre Fenice che può ragionare con Zanotto. Adesso Ruzzene di prima per Cullani, la testa di Minatel a
evitare sviluppi ulteriori all'azione del Mestre Fenice. Che ripartirà da una rimessa di Crescenzo verso Cullani, il destro strozzato fuori, quindi Vascello che imposta per Stendler, non perfetto lo stop, può ripartire il Mestre Fenice con Cullani che va via a Minatel, troppo, un tocco di troppo però per il numero 94. Lancia lungo con le mani Vascello, stoppa di testa Stendler, non ce la fa però a tenere il pallone in campo. Quindi Zanotto, stanno giocando solamente due portieri in questo momento qua. Gurgel scambia con Zanolin, poi gli scarica la Sferanzi, no, sceglie l'Angella, prova a imbucare per Zanolin. Ora poi il tocco, il velo di Gurgel per Stendler che conclude di sinistro. La posizione defilata, è stato toccato però il pallone, viene chiamato un corner. Ribattuto, la prima battuta di Stendler, poi non riesce a controllare l'Angella in questo pallone all'indietro. 8 e 18, 7 e 18 scusate i minuti giocati. Ancora 0-0 il parziale. Mestre che manovra ora con Cullani, spalle alla porta, scarica verso Bebetigno. C'è il Pordenone però, troppe maglie dei neroverdi tra lui e il compagno che voleva assistere, ovvero nuovamente Cullani. Quindi dal fallo laterale ancora Mestre, Bebetigno. Bebetigno verso... Tanto fallo di Gurgel su Cullani. La seconda infrazione del Pordenone in questo incontro. 0 invece quelle commesse per ora dal Mestre Fenice. Che potrà ora beneficiare di una punizione da posizione piuttosto interessante. Posizione di cui sembra incaricarsi Cullani. Due uomini in barriera per Marco Vascello che ne abbassa uno a copertura del primo palo e a seguire l'uomo Moscoso. La rincorsa di Cullani, la botta e la risposta di piede di Marco Vascello. Quindi Zanotto verso Moscoso, chiuso in fallo laterale da Langella, esce prima però il pallone che possa toccare Langella. Parte così il Pordenone. Langella per Koren. Koren che avanza piano, poi trova Gurgel contro Crescenzo, ancora Koren che cerca la conclusione, era uscita però la sfera. Rimessa di Bebetigno per Moscoso, quindi Mazzon che è pressato dall'Angella ed è costretto a regalare una rimessa laterale all'avversario. Gurgel, ancora l'Angella verso Koren adesso sul fronte opposto, prova a mettere dentro Koren per Stendler, c'è Moscoso ad anticipare il connazionale, quindi Stendler chiuso ancora una volta dal numero 4 Mestrino. Gurgel intercetta Mazzone, poi scivola Cullani, sfortunato qui il numero 94, quindi Pordenone che può manovrare. Rimessa laterale qui giudicata in favore del Mestre da parte dell'arbitro Santarpia. Mestre che però fatica a uscire, ancora Pordenone, il numero 22 dell'Angella che conclude, trova la spaccata di Zanotto che poi
si dà un rilancio non dei più felici direttamente in fallo laterale. Koren, Gurgel. Koren ancora. In avanti verso Stendler. Riesce bene questa imbucata, poi Gurgel. Stendler. Si centra il numero 11, la finta su Moscoso. Ancora l'1 contro 1, poi arriva anche il raddoppio di Bebetigno. In copertura non può che essere fuori misura questa conclusione di Tilen Stendler. Mentre ci avviciniamo al giro di boa con 9 minuti e 33 trascorsi ora. Kullani sul pallone contro Koren, riesce in qualche maniera a tenere il possesso per i propri compagni. Mazzon ora sul contrasto di Langella, rimessa dal fondo. Lungo Zanotto verso Moscoso, tocca Della Bianca, sarà calcio d'angolo. Con lo stesso Moscoso dalla lunetta. Tanto qualche spintonamento e qualche caduta un po' esagerata in area. Rilancia Marco Vascello, facile preda di Zanotto. Moscoso, Kullani contro Della Bianca, prova a girarsi il numero 94, ora c'ha Calderone in contrasto, retrocede verso Mazzon, quindi Bebetigno. Bebetigno fermato regolarmente secondo l'arbitro da Koren, quindi ancora Pordenone, Minatel, nuovamente il classe 97 Jean Koren. Quindi questo tentativo di passaggio per Calderone chiuso in fallo laterale. Non è contento Bebetigno del giudizio dell'arbitro in occasione del contrasto di poco fa con Koren. Per Minatel, si alza Mazzon, lo aspetta Minatel, poi gli scarica addosso, ancora il numero 10 del Pordenone a manovrare, Vascello, in avanti verso Zanotto che tocca creando qualche apprensione ai suoi. Per sua fortuna la sfera finisce sul fondo e non alle proprie spalle, sarà quindi calcio d'angolo. Minatel che trova Calderone, temporeggia un po' troppo però il numero 14, quindi Granci Moscoso gli soffia la sfera. C'è ancora però Pordenone in avanti, deve sparacchiare Mazzon dalle parti di Vascello che ha già fatto ripartire il Pordenone con Koren. Minatel, nuovamente il duello con Capitan Mazzon, stavolta pare vincerlo Mazzon ma solo per un attimo perché è ancora il Pordenone a poter giocare. Ancora con Vascello, lungo per Zanotto che stavolta blocca in presa sicura. E parte così il mestre Rutzen e Mazzon, pardon, che perde un attimo il pallone, poi riesce a recuperarlo sul rimpallo, però c'è ancora Pordenone. Della Bianca in contrasto con Mazzon, ne esce una rimessa dal fondo. Eccolo qui nuovamente il capitano del mestre Rutzen in avanti verso Moscoso. Moscoso che si gira, si inventa una conclusione a filo di parquet su cui Vascello è bravissimo ad allungare la mano deviando in corner. Tiro improvviso, non dei più semplici da parare. Corner che sarà battuto dallo stesso impensieritore, potremmo dire, di poco fa, ovvero Moscoso, quindi Mazzon ne esce in qualche maniera dopo una serie di batti e ribatti. Sarà ancora calcio d'angolo. Stavolta è Mazzon a batterlo all'indietro verso Moscoso, si alza il Pordenone, poi ha cercato di chiudere il triangolo Moscoso ma si era spostato Mazzon. Minatel, la linea laterale per Vascello che prova a impostare l'azione in avanti, lungo verso Calderone che stoppa bene il pallone, quindi il tocco per Della Bianca. C'è Moscoso però a arpionare la sfera e a far ripartire le Mestre Fenice. Mazzon, la conclusione sul fondo con deviazione però.
grande equilibrio in questi primi minuti con azioni di entrambe le parti, almeno un paio di belle parate di entrambi i portieri. Risultato ancora ancorato sullo 0-0 dopo 12 minuti e 8 secondi. Bebetigno fugge sulla destra, prova a contrastare della Bianca, guadagna però il fondo, poi mette in mezzo. Era solissimo Mazzon, pronto a battere, troppo sotto porta però il traversone del numero 21. Rimessa quindi per il Pordenone con Vascello in avanti, cerca ancora Stendler, esce Zanotto in qualche maniera, evita pericoli il Mestre, poi c'è Rutzen a ripartire, ma anche Minatella a chiudere, ancora però il batti ribatti a favorire Rutzen. Poi però è troppo avanti il suo pallone per il proprio capitano Mazzon. Qualcosa da aggiustare nel fraseggio sotto porta per entrambe le formazioni. Della Bianca intanto chiude il Diavai con Minatelle, poi la palla per Stendler, defilato, c'è il piede di Vailati a negargli la porta e a concedergli una rimessa. Battuta verso il centro dove però ci sono solo piedi Mestrini. Ora troppo lungo questo pallone per Vailati, aveva provato a ripartire in contropiede il Mestre Fenice, nulla di fatto. Koren della Bianca, ancora Koren, avanza Koren contro Mazzon, finte, poi riesce a guadagnare il centro, a ritagliarsi un fazzoletto di spazio per poter concludere. Alta però la sua battuta, una delle botte a cui ci ha abituato in questo campionato. Riparte intanto il Mestre, senza però riuscire a impostare realmente un'azione. Vedremo ora se sarà rimessa laterale o rimessa dal fondo. Dalla nostra postazione ci sono un po' troppe balaustre a coprire la visuale. Sarà rimessa dal fondo, già battuta con Koren, Zanolin riesce a evitare il pressing di Mazzon, quindi Minatelle in avanti ancora per Zanolin che perde l'attimo, si gira, fa una girata di troppo, tanto non riesce a uscire dalla marcatura di Minatelle anche Rutzen sul fronte opposto. Tanto qua si complica la vita Crescenzo, che chiede scusa ai propri compagni per questa rimessa fuori misura. Minatelle per Gergely, intanto col Pordenone che riparte, Gergely contro Ruzzene, il gioco di gambe di Gergely per Minatelle che prova a avanzare, però il suo controllo non è dei migliori. Errori tecnici da entrambe le parti in questo primo tempo che si avvia verso i 3/4 di frazione. Mancano infatti 6 secondi esatti ora. Intanto Pordenone che riguadagna la sfera, Gergely poi sporcato il suo pallone, Vailati, Mazzon in avanti per Ruzzene. Tanta confusione in questi ultimi istanti di gioco da entrambe le parti, idee a cui non seguono fatti. Tanto non ha fretta Gergely nella sua avanzata, trova un tocco di Ruzzene, quindi può guadagnare una touche, potremmo definirla in termini rugbyistici, in proiezione offensiva. Così un calcio d'angolo, c'è però un time out chiamato dalla panchina del Pordenone, panchina in cui ricordiamo non siede oggi mister Marco Orvatin, espulso nel finale di gara per doppia ammonizione con in quel di Fabbrica di Roma. A sostituirlo quindi Giovanni Doria, allenatore in seconda, e il collaboratore Roberto Micla. Mentre abbiamo inquadrata la panchina del Mestre Fenice, in cui mister Landi sta dando indicazioni per provare, vedremo a vedere se questa inerzia, se l'inerzia di questo incontro possa rompersi. Ne approfittiamo anche noi per rifiatare un attimo.
È durato poco anche per noi, la sirena subito a constatare la conclusione di questo minuto di time out. Rientrano in campo le squadre, reiterata la sirena perché il Mestre nicchiava un pochettino troppo secondo la terna arbitrale. Si riparte quindi da dove eravamo rimasti, ovvero da una rimessa laterale quasi calcio d'angolo. Vediamo infatti che la difesa ospite schierata con la classica Y. Gergelli al centro, Langella un attimo in ritardo, poi raccoglie Zanolin. È bravo Zanotto a mantenere alta l'attenzione, quindi a smanacciare via. Rimessa per il Pordenone dal fronte opposto, sfera sporcata, recupera il giovane 18enne portiere del Mestre Fenice che rilancia verso Ruzzene, quindi Cullani, Vailati, indietro per Crescenzo, ancora Cullani contro Gergele, riesce a saltarlo, numero 94, si accentra poi il sinistro per Ruzzene e la sfera che dopo un batti e ribatti finisce prima smorzata da Vascello, poi riesce a toccarla anche Crescenzo senza trovare però la porta, era quasi sul fondo. Tanto continua a ruotare il proprio roster mister Landi, è entrato Franzoi ora, altro 18enne. Mentre davanti vediamo ancora Cullani fare a sportellate con Gergele, Stendler, Zanolin è ripartito il Pordenone, la scivolata di Vailati superba, chiede una rimessa a Vailati. Abbiamo apprezzato comunque il gesto tecnico in anticipo su Zanolin. Ennesima rimessa battuta da Gergeli su questo fronte sinistro, Vailati che chiude la linea di passaggio e poi avanza, prova a avanzare da solo, è costretto al fallo Langella che si guadagna quando siamo arrivati a 15 e 11 il primo cartellino giallo di questo incontro. Mentre chiama al time out anche mister Landi, vediamo se cercherà di impostare qualche schema per questa punizione. La seconda la posizione tutto sommato invitante, possiamo dire, di questo incontro, sempre per il Mestre Fenice. Una prima occasione qualche minuto fa c'era stata la parata di Marco Vascello sulla tre quarti opposta, potremmo dire. Ora vedremo se questo lato porterà più fortuna agli uomini allenati da mister Landi. Scade anche il minuto di questo time out. Sfumati entrambi i gettoni per le due formazioni. Mentre Marco Vascello ne approfitta per sistemare la barriera. Anche in questo caso si abbassa Tilen Stendler a coprire l'uomo sul palo, ovvero Cullani. Parte Bebetigno, il velo per Mazzon che poi si porta via la sfera e conclude guadagnando un calcio d'angolo. Affretta i preparativi il Mestre che ne riguadagna un altro subito. Bebetigno, Cullani contro Stendler, non si fa sorprendere il numero 11 sloveno. Rimessa per il Mestre, 4:33 ancora da giocare. Bebetigno sul punto di battuta verso Mazzon, era forse fuori la sua conclusione, ma sono arrivate comunque le manoni di Marco Vascello a evitare ogni possibile rischio, visto che comunque la conclusione era vicina all'incrocio. Corner quindi indietro per Mazzon, ribattuto da Stendler, poi per una serie di rimpalli il pallone torna addosso ancora a Mazzon e quindi sarà rimessa per il Pordenone. Mazzon sostituito intanto da Crescenzo che è rientrato in campo. Gergele verso Calderone,
4 giocatori intorno, poi pallone esce in qualche modo il Pordenone, fallosamente, secondo il primo arbitro Antonio Di Mundo di Molfetta, non protesta neanche Gergele. Poi qui il pressing del Pordenone riesce a portare qualche frutto, visto che Zanotto è costretto a chiudere a lato per evitare ogni possibile rischio. Pordenone con Koren ora. Koren contro Cullani. Poi si accentra, conclude la botta verso Zanotto, che aveva un paio di uomini davanti e lo stesso è riuscito a sfoderare un bel riflesso. Considerata anche la potenza del tiro, poi Calderone ha perso, è stato più sorpreso dell'estremo avversario. Poteva ribattere in rete il suo primo gol stagionale con la maglia del Pordenone, non è stata così. Tanto Gergele per il Pordenone, 3:28 da giocare. Mette in movimento Koren, il tocco di Bebetigno, scusate, Crescenzo. Si ripartirà ancora da una rimessa, una delle tante. Angela per Koren, Gergele contro Cullani, riesce a saltarlo ed è filato, però il pallone non era dei migliori. Vediamo Zanotto ora, rilancio lungo verso Cullani, c'è il raddoppio poi di Langella a liberare la retroguardia a metà campo del Pordenone. Vailati per Bebetigno, Vailati prova a mettere in movimento Cullani che spalle la porta, contrastato da Gergele, anche in questo caso il raddoppio di Langella vincente. Poi Langella in avanti per Calderone, tocca Vailati, ma c'è Calderone che conclude da fuori anche il suo sinistro, però senza il tocco di Vailati probabilmente sarebbe stato ben più avvantaggiato Calderone in questo caso qua, quindi bravo anche Vailati. Intanto l'uscita di Vascello a togliere il pallone dalla testa di Cullani. Avanza ora il Pordenone, Koren per Della Bianca, la conclusione un po' troppo strozzato questo tentativo sul primo palo, che prende solo l'esterno della rete. Bebetigno intanto è ripartito Venezia, il Mestre Fenice. Ruzzene, Vailati, Mazzone, il tacco verso Ruzzene, c'è Minatel però lì, poi prende posizione Calderone e c'è il fallo di Bebetigno, il primo del Mestre in questo incontro contro i 4 del Pordenone. Palla piuttosto distante dalla porta di Zanotto, che sistema comunque il compagno Ruzzene a copertura di uno dei due pali. Difficile dire quale sia il primo, quale il secondo, quantomeno questa angolazione sembra piuttosto centrale il pallone. La finta Della Bianca, poi Koren, la sventola e la grandissima parata di Zanotto. Copre bene la propria porta il 18enne estremo mestrino. Minatel verso il centro dell'area, esattamente a metà fra la corrente Della Bianca e Calderone che invece era fuori. Quindi Mestre ancora con Mazzon, avanti in parallela a Bebetigno, troppo lungo questo passaggio. Poi c'è anche la copertura di Della Bianca. Minatel quindi per la rimessa verso Vascello, che manda in avanti il pallone all'indirizzo di Calderone, nella speranza che possa esserci un po' di confusione in quell'area. Ora rilancia lungo anche Zanotto, c'è l'anticipo di Koren, poi però il controllo non è dei migliori. Ancora Mestre, quindi Bebetigno, Vailati, avanti verso Mazzon, 3 giocatori del Pordenone in copertura. Poi Koren non riesce a controllare questo pallone. Bebetigno, Mazzon verso Ruzzene, l'uscita di Vascello a pulire
il limite dell'area. Mazzon prova a celare il Mestre Felice in questo finale di frazione che vede ancora le due squadre inchiodate sullo 0-0, 1,44 da giocare. Vailati, Mazzon, Betigno, scivola chiamando un fallo numero 21, lasciano correre gli arbitri, quindi rimessa per Stendler in avanti verso Minatel, palla rilanciata da Zanotto. Mazzon contro Della Bianca, prova a celare il numero 10, quindi Ruzene che perde l'attimo, recupera Gergel, costretto però a voltarsi a copertura del pallone, lo scarico verso Della Bianca che ha un attimo per rifiatare, quindi ancora Gergel, il veterano del Pordenone con 43 primavere. Sarà la 44esima pardon, quella in cui compirà gli anni a maggio. Gergel si gira, ora prova a fare un po' tutto da solo, poi chiamano fallo da entrambe le parti. Corre il cronometro che dice che mancano 43 secondi esatti al termine di questa prima frazione insolitamente inchiodata sullo 0-0. Gergel per Minatel verso Della Bianca, pressato da Moscoso, retrocede il Pordenone fino a Vascello che ora va verso Stendler, avanti verso Minatel, il tocco di Vailati a mettere lateralmente l'azione del numero 10, che poi l'ultimo a toccare su questo contrasto con Mazzon. 21 secondi da giocare, palla all'indietro per Zanotto, ancora Vailati che prova a servire in parallela a Moscoso, fuori però il suo tocco. Dicevamo diversi errori in fase di passaggio da parte di entrambe le squadre. Stendler intanto per il Pordenone che prova a chiudere in proiezione offensiva. Stendler verso Della Bianca, spalle alla porta, si gira il numero 5, che parata di Tommaso Zanotto, che toglie la sfera dall'incrocio su questa girata di Della Bianca quando mancano 5 secondi al termine. Sarebbe stata una batosta per il Mestre, un colpaccio per il Pordenone questo gol. Intanto quinto fallo per il Pordenone, ma mancano 1 secondo e 7 decimi. Sirena che scocca ora e che sancisce la conclusione di questa prima frazione di gioco su un insolito 0-0, insolito per quanto riguarda il futsal. Non possiamo riepilogare nessuna rete al termine di questa prima frazione. Vi diamo direttamente l'appuntamento per la seconda fra poco, sempre qui.
Rieccoci collegati dal Palaflora per questo match della seconda giornata di gare di ritorno della Serie A2 Elite, con Pordenone e Mestre Fenice opposte in un incontro che finora ha regalato qualche emozione, ma nessuna da scrivere a tabellino. L'unica modifica che abbiamo fatto al tabellino di base è stato segnare l'ammonizione per Edoardo Della Bianca, per Michele Langella. Edoardo Della Bianca è quello che invece ha rischiato di rompere questo match stregato a 5 secondi dalla sirena, trovando però di fronte a sé una superba parata di Tommaso Zanotto a togliere dall'incrocio il pallone. Tutto pronto per riprendere con questo secondo tempo che continueremo a raccontare per voi qui dagli spalti del Palaflora. Un match sicuramente diverso da quello dell'andata, in cui erano piovute le reti, 13 in totale già nella prima frazione. La porta era stata bucata più volte, in questa invece né al Pordenone né al Mestre Fenice è riuscito di farlo neanche una volta. Ripartiti ora intanto, ripartiti con il possesso del Mestre Fenice. Capitan Mazzon per Ruzzene, Vailati, ancora Mazzon, ancora Ruzzene, si ripete il copione, quindi Vailati, Bebetigno, verso Ruzzene c'è il pressing del Pordenone, non riesce a uscire dalla propria tre quarti il Mestre Fenice, proverà a farlo ora con una rimessa laterale di cui si incarica Bebetigno, verso Vailati, ancora Bebetigno, indietro per Zanotto che lancia in avanti il numero 21, palla che arriva a Vailati, quindi il tocco di Bebetigno che cercava di chiudere il triangolo con Vailati, steso al limite fallosamente secondo l'arbitro, il primo arbitro Antonio Di Mundo di Molfetta, che ha impiegato un attimo prima di fischiare. Siamo di fatto sul dischetto del tiro libero, mezzo metro avanti se la prospettiva non ci inganna. Terza punizione da posizione interessante per il Mestre Fenice in questo incontro, senza esito le prime due. Vedremo l'attuale se porterà in dote qualcosa di più. Bebetigno parte la rincorsa, la finta, quindi Mazzon per Bebetigno, preferisce lo schema alla botta di potenza il Mestre Fenice. C'è però una deviazione che limita in calcio d'angolo l'offensiva. Vailati, pallone sporcato al centro, facile preda di Vascello, che però non ha soluzioni, sono quelle di lanciare in avanti per Gurgel. Spalle la porta con Mazzon, chiuso in fallo laterale, o meglio è lui stesso a portarsela fuori. Di Mazzon verso Vailati, Ruzzene in avanti di prima per Bebetigno, Stender in copertura di testa a liberare, Bebetigno ancora per Ruzzene, gioco di gambe all'indietro verso Vailati, un po' sorpreso il numero 6 del Mestre Fenice, quindi Bebetigno di prima verso Ruzzene, recupera il Pordenone che scarica però verso Vascello e quindi rilancio lungo in avanti fra le braccia di mister Gabriele Landi. Primo tempo che aveva visto una maggiore pressione del Pordenone nei primissimi istanti. In questo caso invece le parti sono invertite, vediamo più Mestre. Ora il Pordenone che prova in pressing a impensierire, quantomeno a non far ripartire con ordine l'azione del Mestre. Missione che riesce. Gurgel, Stendler, ancora Gurgel di prima verso Langella, fra due uomini riesce a tenere il pallone, non a tenerlo in campo. Vailati salta Langella che è già ammonito, deve stare attento qui. Si lamenta il Pordenone per un fallo segnalato con un po' di ritardo, il secondo di questa frazione per il Pordenone, che ne aveva commessi 5 nella prima, l'ultimo però a 1 secondo e 7 decimi dal termine, quindi non abbastanza da poter
indurre alla calma, mentre il Mestre ne ha commesso solamente uno. Nella prima frazione, 0 in questa. Punizione che vede Capitan Mazzon alla battuta. Luzzene di sinistro alle stelle. Riparte intanto l'azione del Pordenone. Non si intendono Ruzzene e Zanotto. Finisce sul fondo per fortuna il colpo di testa a liberare del numero 8 del Mestre. È ripartito il Pordenone intanto, non è di fatto dal corner. Si accentra Koren, il sinistro. Ha qualche problema però l'estremo Zanotto, che si è scontrato col compagno poco fa. Si è fermato il gioco. Si rialza il 18enne estremo, preferito per la terza volta di fila da mister Gabriele Landi. Fa i pali del Mestre Fenice. Mazzon verso, scusate, era Ruzzene verso Mazzon, chiude il triangolo ancora con il numero 8, da solo davanti a Vascello. Superbo il rientro di Koren a allungare il piede quando sembrava fatta, quantomeno per la conclusione. Tanto però siamo già sul fronte opposto. Gergel contro Bebetigno, arreta dal numero 6 che fa valere la propria esperienza, subisce un fallo sulla spinta di Bebetigno, mimo proprio il gesto il signor Di Mundo di Molfetta. Stendler contro Vailati che lo chiude facendo sfilare il pallone sul fondo. L'esperienza all'estremo del Mestre Fenice, poi cenno d'intesa sportivo fra i due a riconoscere l'abilità tecnica di entrambi. Tanto Mazzon, sporcato il suo pallone, arriva comunque a Ruzzene contro Della Bianca, temporeggia il numero 8, quindi Vailati, ancora Ruzzene, c'è Della Bianca però in anticipo, non riesce il controllo del giocatore del Pordenone. Rimessa di Mazzon verso Vailati, quindi Ruzzene, ancora Mazzon, Bebetigno chiude il triangolo, poi il velo di Ruzzene che fa correre sulla sinistra Mazzon, quindi Bebetigno, il destro, fuori di pochissimo, chiamato il corner. Vascello dice che non l'ho toccata, non cambia idea comunque l'arbitro. Vailati quindi per il tiro dalla lunetta del corner. Intanto qua illusione della rete su questa rasoiata di Mazzon, invece solo sull'esterno. Koren intanto per il Pordenone che è ripartito. Koren contro Mazzon, che lo chiude in fallo laterale, cosa che si ripete. Ora Koren per Minatel, ancora Koren, Della Bianca, ancora il numero 9 sloveno che è ancora di fronte a sé Mazzoni in questo duello alla Sergio Leone. Minatel contro Ruzzene, poi al centro adesso Calderone che è chiuso in corner da Vailati. Lo stesso Calderone, scusate, noi Minatel che si carica del corner, poi Koren, la battuta, batti di batti ancora del Calderone, poi incredibile quello che si divora Della Bianca. Era stato un rimpallo che aveva favorito il Pordenone. Si era trovato un pallone d'oro a porta sguarnita. Non ci hanno creduto neanche i giocatori del Mestre a questo errore. Tanto siamo già sul fronte opposto con sempre il Pordenone per manovrare. Della Bianca, Gergel, Minatel, avanti per Gergel, non dei migliori questo passaggio che Gergel non è riuscito a controllare.
Zanotto lungo verso Cullani, stop a inseguire, che però continua a perpetuare l'azione del Mestre Fenice. Vailati, Crescenzo, indotto all'errore, non potendo scaricare sul proprio portiere, regala una rimessa al Pordenone della bianca per Gurgel. Gurgel contro Ruzzene, riesce a vincere questo duello il numero 8, che però tocca per ultimo. Ancora Gurgel, rimessa della bianca. Minatel alza pressing, Crescenzo, così sbaglia Minatel, recupera poi il pallone su Vailati. Ancora Minatel contro Crescenzo, gli sradica il pallone numero 11 che fa ripartire il Mestre. Qui gioco di gambe di Ruzzene, che riesce ad andare via in qualche modo, guadagna la destra e fulmina di sinistro Capitan Marco Vascello. 5 minuti esatti, si sblocca l'incontro e a sbloccarlo è il numero 8 Ruzzene per il Mestre Fenice, con un diagonale preciso sul secondo palo. Sorpresa la retroguardia del Pordenone, bravo e fortunato il numero 8 del Mestre Fenice, che oltre alla tecnica ha avuto anche un pizzico di fortuna nei rimpalli. Poi il diagonale è stato bello e chirurgico, impossibile l'intervento per Capitan Vascello. Ora ci va il Pordenone con Koren, una sorta di bugger di Zanotto, poi libera la difesa del Mestre Fenice, ma è ancora Pordenone che vediamo ora se reagirà. Koren, la battuta ancora di potenza, c'è Crescenzo davanti a lui, Calderone, ancora Koren che è il secondo miglior marcatore dopo Stendler, e qui impegna nuovamente Zanotto. (13 le reti del numero 9 sloveno, 15 quelle del numero 11 con nazionale, mentre Ruzzene è salito a quota 9 con questa marcatura. Davanti a sé ha solo Mazzon fra i compagni con 10. Intanto polemiche, perché secondo l'arbitro Vascello ha toccato per la seconda volta nell'azione. Non è d'accordo il capitano del Pordenone. In ogni modo sarà punizione dal limite. Ricordiamo che il portiere può toccare una sola volta nell'azione, a meno che non venga intercettato il pallone dai compagni. La punizione si batte dal punto in cui tocca il portiere o dal limite, nel caso in cui il portiere abbia ripreso il pallone dentro l'area. Punizione di seconda, quindi non potrà battere di prima uno dei giocatori del Mestre. Sul pallone ci sono Mazzon e Crescenzo, ma incombono anche Moscoso da una parte e Cullani dall'altra, appunto, che fatica a impostare la difesa. Vedremo il tocco di Mazzon, scusate, di Crescenzo per Mazzon, debole il tocco del numero 10, anche perché era stato bravo Vascello a uscire ed erano stati bravi i suoi compagni a chiudere le linee di passaggio sui compagni laterali. Stender intanto per il Pordenone, Gurgel contro Moscoso, avanza con calma sulla sinistra il numero 6 del Pordenone, Koren. Ricordiamo anche che i falli di seconda non vengono contati. Intanto Koren chiama una grande spaccata Zanotto. Dicevamo non vengono contati nel computo dei falli, motivo per cui siamo ancora a 2 falli a 1 in sfavore del Pordenone, che da pochi minuti è in sfavore anche nel parziale. Intanto fallo tattico di Minatel, diciamo 2 falli, invece sono 3, e sono 2 anche i cartellini. In questo caso ammoniti sia Minatel che Stendler. Minatel per l'infrazione e Stendler probabilmente per
per le proteste. Quindi ancora una punizione per il Mestre Fenice, sempre da posizione particolarmente invitante. Parte Mazzon, che stavolta batte a rete e chiama Vascello a una grandissima smanacciata. Centrale la sua battuta, ma potente. Bravo quindi il numero 1 nero-verde a non farsi sorprendere. Ora Cullani a perpetuare l'azione del Mestre Fenice, va via l'Angella. C'è il rientro però del numero 22 in raddoppio con Gergele. Ora quindi il fallo del pivot classe 2003. 23 anni fra 5 giorni. Zanolin quindi chiude fallo laterale da Mazzon. Può ripartire il Pordenone, si alzano intanto le polemiche sugli spalti. Ancora Pordenone in avanti, ancora un fallo laterale per la formazione nero-verde. L'Angella ancora verso Zanolin. Stendler contro Moscoso, spalle alla porta al numero 11, si rifugia su Gergele mentre alza Crescenzo la pressione sull'esperto avversario. L'Angella, ancora Gergele, chiamano entrambi il fallo laterale. Il signor Di Mundo lo dà al Pordenone. Zanolin fermato da Mazzon, che poi cerca un fallo sul contrasto, non è dello stesso avviso l'arbitro. Zanolin quindi sbaglia qua il passaggio in orizzontale. Può ripartire Mazzon, riparte e conclude ampiamente fuori il suo sinistro. Vascello quindi per Gergele. Stendler, Zanolin, gioco di gambe di Zanolin, quindi cerca, ottiene una rimessa calciando su Crescenzo. Gergele per Stendler, masticato questo sinistro che non trova la porta, ma forse non trova neanche il fondo. È rimessa laterale infatti. Mazzon davanti verso Cullani che si appoggia su Gergele e chiede un fallo, non è dello stesso avviso, non fa una piega invece Bartolomeo Sartarpia, fischietto di Castellammare di Stabia. L'Angella, Zanolin, salta Crescenzo, quindi la conclusione e la parata in due tempi di Zanotto. Erano già saltati in piedi i tifosi del Pordenone. Che ora applaude al classe 2007 della formazione nero-verde. Gergele intanto verso Stendler che cerca il tocco per Zanolin, in anticipo probabilmente finisce che riparte Moscoso, quindi la rabona su Stendler più o meno volontaria, senza seguito però. Gergele, l'Angella, la via sulla destra, mette in mezzo un pallone, predica nel deserto però in questa occasione il numero 22 del Pordenone. 11:01 da giocare. Tanto rimessa per il Mestre Fenice. Mazzon, De Bettigno, ancora Mazzon, Moscoso, quindi Mazzon chiuso dall'Angella che gli soffia il pallone per un attimo, poi recupera Zanotto. Ora Gergele, ancora Pordenone, Gergele in avanti, ha troppi avversari però davanti a sé, finisce in fallo laterale, non aveva soluzioni fra i compagni.
Mazzoni in avanti dove non c'è nessuno tranne Marco Vascello, che fa ora ripartire l'azione da Della Bianca per il Pordenone. Minatel, Stendler, avanza intanto sul tocco di Bebetigno, che concede una rimessa laterale. Rientra intanto Koren, farà le file del Pordenone. Palla al centro di Stender, era già uscita sul suo secondo tocco dopo la ribattuta. Pordenone che non ha dimostrato in un paio di occasioni di voler cercare il pareggio dopo essere passato sotto. Vediamo ora una terza occasione qui con questa conclusione della distanza di Koren, chiusa in tuffo da Zanotto. Parte il Mestre Moscoso, Bebetigno, quindi Zanotto, sbagliato il lancio lungo, recupera Koren, quindi Minatel, Stendler deve correre indietro, il Mestre però è troppo lenta l'azione del Pordenone, che dà tempo agli avversari di rientrare dietro la linea del pallone tutti insieme. Koren intanto per Stendler, che prova a battere, la spaccata di Zanotto a salvare. Due errori in rilancio di recente da parte di Zanotto, però poi si è esaltato sugli sviluppi in entrambe le occasioni. Intanto c'è un rosso in panchina per quanto riguarda il Mestre Fenice. C'è un rosso a un accompagnatore, mentre ammonito dovrebbe essere stato uno degli altri due portieri, ovvero Genovesi. Lo confermiamo, numero 28, mentre espulso uno degli altri tre uomini che siedono in panchina, quindi fra Luca Novello, Davide Campagnere e Claudio Pavanello. La nostra conoscenza si limita ai giocatori per quanto riguarda il Mestre Fenice. Tanto Pordenone con Koren. Adesso Stendler che si gira e dal limite riesce a impattare. Non ha potuto nulla questa volta Zanotto. 10:34. Si riappiana il divario grazie a Tilen Stendler, che sale così a quota 16 marcature. Tutto da rifare, intanto può ancora Pordenone con Calderone. Koren contro Ruzzene. Ora conclude poi il palo. Qualche protesta intanto da parte dei sostenitori del Pordenone. Da parte del Mestre Fenice, che ha tirato più di qualche sospiro in quest'ultimo minuto, il decimo, scusate, l'11esimo, che ha portato prima al pari del Pordenone, poi a questo palo. Minatel intanto più Pordenone in questa fase che Mestre non riesce a controllare Davide Calderone. Intanto pallone che finisce sui sostegni del soffitto. Vascello manovra per il Pordenone, in avanti verso Zanotto, che in due tempi blocca la sfera.
Mazzon rallenta, poi c'è Minatel davanti a lui a chiudere il passaggio. Vailati, Moscoso, il pallone è uscito secondo il signor Di Mundo. Non è convinto Bebetigno. Minatel, Koren contro Ruzzene, prova ad andargli via, riesce il numero 8 per un momento a fermarlo, poi il pallone al centro per Calderone che perde l'attimo, quindi serve un grande recupero di Mazzon per impedire a Minatel di battere a rete. Minatel per Gergel sulla sinistra, distante dalla porta, duello fra numeri 6 con Vailati, poi la palla Minatel che cerca Della Bianca ma trova Ruzzene poi sporcato dallo stesso Della Bianca, quindi riesce su questo rimpallo a guadagnare una rimessa al numero 8. Bebetigno va via 2 uomini in qualche maniera, poi ne ha altri 2 davanti, scarica su Mazzon, la conclusione, la grande parata di Vascello a coprire il suo palo. Si rivede il Mestre dopo un paio di minuti di tanto Pordenone. Bebetigno per Mazzon che è solo, arriva però Minatel, ancora Mestre con Ruzzene, quindi Vailati scarica all'indietro verso Zanotto, il pressing della Bianca, avanza però il numero 12 Mazzon, Ruzzene, ancora Mazzon e il ginocchio di Vascello a pulire lo specchio. C'è ancora Mestre però con Bebetigno, Vailati, Mazzon contro il Calderone che tocca quanto basta per impedirgli il prosieguo dell'azione. Bebetigno intanto per questa rimessa con Vailati ribatte la retroguardia pordenonese. Mazzon perde l'attimo, lascia sfilare così l'Angella, mentre il Pordenone può rifiatare quando mancano 6 minuti e 53 secondi e il match è apertissimo. La sbloccata Ruzzene che ora è andato al tiro, ribattuto la pareggiata Stendler. Ora Della Bianca fugge sulla sinistra e incrocia sfiorando il secondo palo, poi c'è stato un contrasto non particolarmente morbido fra lo stesso numero 5 e Vailati, che è andato in scivolata per provare a chiudere la battuta. Si rialzano entrambi intanto, anzi è lo stesso numero 6 del Mestre fa gli applausi ad aver rialzato l'avversario. Zanotti per Ruzzene, Vailati, Crescenzo, c'è l'Angella a frapporsi. Crescenzo per Bebetigno contro Stendler, Ruzzene lascia sfilare il pallone dove non c'è nessuno però, quindi Vascello chiamati cosa Della Bianca, media un po' pretenziosa. Bebetigno per la rimessa, Vailati, quindi Zanotto con qualche apprensione manda in avanti, dove però non c'è nessuno e quindi è Vascello a poter far ripartire il Pordenone con Gergel. Koren, quindi Stendler che si gira sull'attacco di Vailati, si ferma, poi però arriva il raddoppio di Crescenzo, era Bebetigno scusate, quindi la conclusione di Koren ribattuta. Koren che ha come biglietto da visita il tiro dalla distanza. Per il momento la retroguardia del Mestre Fenice lo sta chiudendo. Una volta è passato poco fa, anzi un paio di volte è passato chiamando in tutti i casi alla parata Zanotto in uno con qualche apprensione poco dopo il pareggio, quando la sfera si è stampata poi sul palo. Qui l'Angella prova a tenere il possesso, non ce la fa ma guadagna comunque qualche applauso per la caparbietà. Mestre che può
impostare la manovra da rimessa laterale con Crescenzo verso Vailati. Ruzen, c'è però l'irruzione di Koren, quindi Stendler, ma c'ha 2 uomini davanti, il numero 11, quindi non può fare nulla, è ancora Mestre. Bebetigno, l'affondo di Koren senza conseguenze, quindi quello di Langella si guadagna ancora applausi, oltre che la possibilità tramite rimessa di far avanzare il Pordenone quando mancano 5 minuti e qualche secondo al termine di questa contesa. Koren, Langella al sinistro, ribattuto da Crescenzo, c'è ancora Pordenone però, Stendler, spalle alla porta, Gergely contro Crescenzo, Langella, ancora la battuta, ancora ribattuto da Ruzen, poi il numero 22 chiama Vascello che manda in avanti verso Stendler, non ci arriva il numero 11. Zanotto per Vailati che fa ripartire il Mestre. Crescenzo palla in avanti verso Ruzen, in anticipo Vascello, quindi Stendler. 4:30 da giocare, ha rallentato un po' il ritmo adesso entrambe le squadre temono di tornare sotto, o meglio il Pordenone teme di tornare sotto, mentre Mestre teme di andarci. Intanto la traversa di Koren, dicevamo che quando passa Koren è devastante, in questo caso qua ha devastato la porta nei suoi montanti però. Intanto può ripartire il Mestre con Mazzon contro Vascello che la tocca in uscita di testa, rimanendo un po' un filo intontito. Grande parata distinto con una delle parti del corpo che meno un portiere vorrebbe mettere, forse la seconda, ecco, la seconda delle preferenze. Corner verso Mazzon, intanto fuori misura. Koren. Con calma Koren, 3:40 da giocare e la conclusione è un'altra botta e un'altra parata. Un altro volo di Zanotti che poi nel riatterrare accusa qualche dolore. Si rialza con l'aiuto dell'arbitro. Corner di Minatel, capisce tutto la retroguardia del Mestre che può ripartire con Vailati sulla destra. C'è però Koren a chiudere le linee di passaggio. Un match con poche invenzioni fin qui da entrambe le parti. Zanotto in avanti, ancora nulla di fatto. Quindi Vascello prova a emularlo, stavolta riesce a trovare un compagno che è Calderone, che si gira e trova l'uscita di Zanotto, poi Della Bianca a porta sguarnita, spara alto, porta quasi sguarnita, c'erano almeno 2 giocatori in ripiegamento del Mestre. Crescenzo, Vailati, Mazzon, quindi ancora Crescenzo, poi ancora Mazzon a chiudere il triangolo, riesce a fuggire e poi qui la conclusione che trova Calderone a deviare in corner, ma continua il Mestre a cercare di sorprendere. Poi qui un altro pallone in mezzo di Mazzon, un'altra sporcatura e poi la recupera Vascello. Calderone poi qui riesce in qualche modo a passare, poi dopo c'è Moscoso alla fine a vincere il duello e ancora Mestre quindi con Mazzon che butta, davanti al quale cade Minatel. Tutto regolare secondo l'arbitro. Vailati, contrasto in 2, poi continua però l'azione, fischiano il duo arbitrale. Minatel, in questo caso qua c'è l'infrazione e si arrabbiano tutti praticamente fra il Mestre perché avevano chiamato almeno un paio di falli prima, ma altrettanto aveva fatto probabilmente il Pordenone.
Ammonito intanto Giovanni Doria, allenatore in seconda del Pordenone. Dicevamo che protestavano un po' tutti in questa fase qua, mentre è stato chiamato un time da parte dei neroverdi. Rifiatiamo anche noi da queste fasi concitate dell'incontro. (2:24) ancora da giocare. Gara equilibratissima in cui tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. E vedremo se questi scampoli di gara che restano potranno regalarci qualche sorpresa, o se questo incontro, che nei primi 20 si è concluso a reti inviolate, terminerà con la parità di 1-1, frutto, ricordiamo, delle reti a 5 minuti esatti di Ruzzene e a 10:34 di Tilen Stendler. Vediamo quale soluzione sceglierà il Pordenone per questa punizione. Natel alla battuta, no, il velo, quindi Koren, la spaccata di Zanotto, che continua a vincere il proprio duello con Koren, che dalla distanza ha più volte colpito, senza però fortuna. Ancora Pordenone però a manovrare, Minatel, Gergel, ancora Minatel, giocano in due, recupera ancora Minatel poi, che chiama un fallo, senza però troppa veemenza, quindi può ripartire il Mestre con Ruzzene in avanti nel nulla. Aveva capito male il movimento di Capitan Mazzon. Dicevamo una partita con tanti errori in fase di fraseggio da entrambe le parti. Koren contro Ruzzene verso Gergel, che invece ha davanti a sé Mazzon. Si torna dalle parti di Koren, che chiude poi il triangolo con Gergel, lo chiude fuori dalla linea di fallo laterale però. Nel punto in cui ora batte Bebetigno, Zanotto in avanti trova Koren, che intercetta di coscia, non riesce però a tenerla in campo. Crescenzo, quindi Mazzon per Ruzzene dalla stessa zona dell'1-0, Bebetigno, e la doppia parata di Marco Vascello, prima sul numero 21 e poi su Mazzon, che ora poi sparacchia direttamente fuori il calcio d'angolo. 1:12 da giocare ancora. Tanto Pordenone in avanti, guadagna un calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo. Prova a chiudere in pressing il Pordenone quando siamo entrati nell'ultimo giro di lancette. Sarà della formazione nero-verde della sfera in questa rimessa laterale. Minatel, Gergel, vuole tenere il possesso del Pordenone, quindi Minatel, Stendler contro Vailati, non serve accelerare qui, la conclusione di sinistro, avevamo appena detto che non serve accelerare, invece ha deciso di accelerare Stendler senza trovare però la porta. 42 secondi, c'è ancora speranza per eventualità di successo del Mestre Fenice, che prova a impostare con Ruzzene. Mazzon, ancora Ruzzene, quindi Vailati, poi Bebetigno, chiuso in fallo laterale da Koren,
Mazzon riesce a sfilare il pallone, c'è poi Gergely però d'esperienza a impedire ogni sviluppo. Bebettino intanto, 23 secondi da giocare, la palla Ruzzene, Bebettino, la manata di Vascello con un grande riflesso che poi rilancia in avanti verso Minatel. C'è però il piede di Vailati, può ancora giocare il Mestre Fenice con Bebettino in questa fase qua, fermato irregolarmente da Koren. 10 secondi, già battuta la punizione. Mazzon, Gergely, scusate, Stender che lascia sfilare in fallo laterale quando mancano 5 secondi. 5 secondi al termine di questa contesa sull'1-1. Gergely, Minatel che manda in avanti, non c'è più tempo, 0 dice la sirena, giusto, dice il tabellone. 1-1 invece dice il finale di questo incontro che ha riservato diverse emozioni, ma come dicevamo alla ripresa del secondo tempo poche da iscrivere a tabellino. 0-0 i primi 20 minuti, 1-1 i secondi. Equilibrio sbloccato dopo 5 minuti esatti da Ruzzene con una grandissima ripartenza culminata in un bellissimo diagonale dalla destra, e parità ripristinata a 10:34 da Tilen Stender con una bella girata dal limite sotto l'incrocio. Match equilibrato, 1-1 risultato che ci sentiamo di dire più che giusto. Classifiche che cambiano poco per le due compagini. Mestre Fenice che resta penultimo in classifica, 3 punti sopra i Saints Milano, mentre il Pordenone perde un mattoncino finendo settimo per effetto della vittoria dell'Atlante Grosseto sul Maccan Prata. Il campionato di Mestre Fenice e Pordenone continuerà ora con gli impegni interni rispettivamente dei mestrini nel derby veneto con il Montegrappa di sabato prossimo, mentre il Pordenone sarà di scena nella lunga trasferta, un cost to cost fra est e ovest del nord Italia, nella tana dell'LD. Da Stefano Crocicchia un grazie per averci seguito in questa diretta, un buon fine settimana e alla prossima qui dalla Palaflora.